Questa è la storia della signoria dei Da Camino su Treviso. Tra la fine del 200 e l'inizio del 300, molte città italiane da liberi comuni diventano delle signorie. Anche Treviso viene coinvolta da questo cambiamento politico e sociale e la famiglia Da Camino, una delle più potenti del territorio trevigiano e bellunese, tra il 1283 e il 1312 prende il controllo della città. La signoria dei Da Camino si afferma in un momento di grave instabilità interna per Treviso. Le lotte tra frazioni cittadine, in particolare tra Guelfi e Ghibellini, indeboliscono le istituzioni comunali, facendo emergere la figura di Gherardo III Da Camino, che controllava già Feltre, Belluno e molti comuni della Marca trevigiana. Gherardo, che si era anche distinto nella lotta contro i Ghibellini da Romano, per tempo padrone di molte città venete, riesce col sostegno di parte dell'aristocrazia e dei cittadini a farsi nominare nel 1283 capitano del popolo di Treviso. Gherardo governa la città combinando il rigore con un'attenta politica culturale, dando a Treviso più stabilità. Sostiene le arti e la letteratura, e si dice che anche Dante Alighieri sia venuto a visitare Treviso sotto la sua protezione. Favorisce poi anche lo sviluppo economico e la sicurezza delle campagne, consolidando il potere della sua famiglia anche nei territori circostanti. Gherardo agisce anche sul piano militare, rafforza le difese della città e tenta di estendere la propria influenza verso il Friuli e il Cadore. Nonostante l'efficienza del governo di Gherardo, il suo potere non diventa mai assoluto e si trova costantemente a mediare tra le potenti famiglie cittadine, le autonomie comunali residue e le pressioni delle potenze vicine, come Verona e Padova. Però, quando nel 1306 muore, essendo la sua autorità legata alla sua persona, emergono tutte le fragilità di un sistema non istituzionalizzato. Il potere passa al figlio Rizzardo IV Da Camino, ma la sua figura non è all'altezza del padre. Il nuovo signore si fa nemica a parte dell'aristocrazia cittadina e tenta senza successo di ampliare i propri domini. Le tensioni interne e le pressioni esterne crescono, innescando una serie di rivolte. Rizzardo viene assassinato nel 1312, probabilmente vittima di una congiura. Gli succede brevemente il fratello Guecellone VII, ma viene spodestato dopo pochi mesi. La caduta dei Da Camino lascia Treviso senza guida, portando la città ad essere controllata da varie potenze. Nel 1319 da Gorizia, nel 27 dalla famiglia Tempesta, nel 29 dagli Scaligeri di Verona, nel 39 da Venezia, nell'81 dall'Austria, nell'84 dai Carraresi di Padova e alla fine nel 1388 torna ai Veneziani, che la manterranno fino alla caduta della Serenissima.